ergonomia. Oggi la tecnologia ci dà una grande mano nella chirurgia protesica, sia del ginocchio, sia dell'anca, sia della spalla. Sono migliorati i design, sono migliorate i materiali, le tecniche chirurgiche, per cui la tecnologia è fondamentale. Così come è fondamentale anche l'apporto dei professionisti, come diceva. Io ho la fortuna di lavorare con dei professionisti in gamba, professionisti che sono dediti al loro lavoro, e quindi grazie ad una equipe, grazie ad una squadra di professionisti medici, ma anche voglio rimarcare tutto il personale paramedico, dagli infermieri della sala operatoria agli infermieri del reparto. Può essere banale, anche le segretarie fanno un ottimo lavoro e quindi fa parte di un'equipe che tutto insieme permette di raggiungere degli ottimi risultati. Questo è l'apporto umano. Poi c'è l'apporto tecnologico, dove noi sappiamo che si dice che sbagliare è umano, quindi l'errore l'essere umano prima o poi lo commette. Quale può essere il futuro da un punto di vista tecnologico che ci permette anche di azzerare, annullare l'errore umano? Può essere la chirurgia robotica, ed è una chirurgia che si sta affermando sempre di più in Italia, sia nella chirurgia del ginocchio che nella chirurgia dell'anca, e prossimamente si affermerà anche per quanto riguarda la chirurgia protesica della spalla. Tecnologia di ultimissima generazione e professionalità alla base del lavoro portato avanti negli ospedali dell'ULSS 7 Pedemontana, San Bassiano, Asiago, Sant'Orso, 3 centri in cui l'ortopedia protesica ha raggiunto livelli di eccellenza. Ora l'azienda sanitaria punta sulla robotica, rendendo così le strutture pubbliche all'avanguardia tra i pochissimi centri pubblici in cui si utilizza il robot. In Veneto proprio il San Bassiano sarebbe il primo ospedale che tratta la protesi anca spalla ginocchio per via robotica. Il giorno successivo all'intervento, quello che è appunto definita prima giornata post-operatoria, verrà eseguita la medicazione della ferita chirurgica, con la conseguente rimozione dei drenaggi. In quella stessa giornata eseguirà una radiografia della protesi dell'anca che verrà poi visionata dall'equipe ortopedica. Di sicuro è che il nosocomio bassanese è un centro riconosciuto ad altissimi livelli e il direttore dell'ortopedia Giovanni Grano specifica. Fare chirurgia dell'anca vuol dire fare chirurgia a 360 gradi, non basta dire siamo il centro della protesi d'anca, bisogna fare l'artroscopia d'anca, bisogna fare i reimpianti d'anca, quindi bisogna fare una chirurgia a 360 gradi. Stessa cosa vale per la spalla. La spalla non va fatta soltanto l'artroscopia di spalla per la cuffia dei rotatori, bisogna trattare anche le rotture massive della cuffia dei rotatori, le rotture massive di soggetti giovani che non sono più recuperabili con un semplice gesto chirurgico artroscopico. Bisogna fare chiaramente un intervento di transfer del gran dorsale, quindi prendere un tendine che si trova a livello del cavo ascellare e trasferirlo in artroscopia sempre a livello della spalla. Bisogna fare la protesica a vari livelli, quindi non solo sulle fratture ma anche la protesica nelle artrosi complesse di spalla, e usare vari tipi di protesi. Stessa cosa per il ginocchio. Abbiamo sentito soggetti giovani che sempre più necessitano di interventi specifici. A Sant'Orso si sono eseguite le prime operazioni di bilaterali di anca, eseguite con tecniche particolari dall'equipe dell'ortopedia protesica guidata da Martin Semzang, attuando tecniche mini-invasive. Rispettiamo tutte le strutture anatomiche dove non incidiamo nessun muscolo, che vengono semplicemente spostati e si procede alla fase di reimpianto, di protesizzazione. E il controllo dell'emostasi ci consente di non avere sanguinamenti né intraoperatorio né anche postoperatorio, pertanto non applichiamo nessun tipo di drenaggio. Nei soggetti molto giovani, come il caso del nostro paziente,
con una situazione di compromissione bilaterale delle anche, è possibile approcciare in modo bilaterale utilizzando queste tecniche innovative. Siccome i muscoli sono quelli deputati alla locomozione, quelli non vengono interrotti, pertanto il recupero è immediato. Il paziente, che sia monolaterale o bilaterale, è in grado di riprendere autonomamente la deambulazione già nella sera dell'intervento. Allora vediamo il diretto interessato, perché il dottor Martin, abbiamo sentito, ha detto che dopo l'operazione alla sera lei già si è alzato in piedi. È vero? Certamente, alla domenica sera ero già in piedi. Adesso come si sente? Beh, ogni giorno si migliora, lo so. Il dottore è contento, vedo personalmente miglioramenti, a livello di fisioterapia sono contenti dei progressi che faccio, quindi spetta a me con la buona volontà, col tempo di rimettermi in sesto. Adesso vediamo in diretta lei che con le stampelle aiutato si alza. Un recupero rapido che permette ai pazienti, anche anziani, di ritornare alla vita quotidiana. Adesso sono in attesa di uscire. Di lei cammina già? Sì, cammino già con le stampelle. Se l'aspettava un recupero così veloce? No, non me l'aspettavo. Quindi contento? Altro che... Positiva, insomma, come esperienza. Certo, immagino magari il dolore che ci sta perché è un'operazione, però insomma un recupero velocissimo. Sì, velocissimo, anche perché non avevo esperienza in merito. È la prima volta, dopo 85 anni, che metto piede in un ospedale. Più che fortunato, doppiamente. Ho trovato un bravissimo chirurgo, il dottor Martin, senz'altro è stato bravissimo. Il nostro team, diretto dal dottor Sperotto, il nostro primario, stiamo cercando di proporre in questa struttura per consentire alla gente di trovare una soluzione immediata, rapida, efficace al loro problema. Avviata alla rieducazione, il paziente passa nel reparto di fisioterapia, quindi non è più una convalescenza post-degenza chirurgica, ma una convalescenza riabilitativa. Percorso riabilitativo che dura in media 2 settimane, attuato all'ospedale di Asiago per i pazienti che arrivano dal San Bassiano, mentre restano a Sant'Orso quelli operati nel nosocomio dell'Alto Vicentino. La riabilitazione in questi casi consiste in un'attività quotidiana che si svolge per almeno 2 ore al giorno, legata in particolare all'attività del fisioterapista che si dedica personalmente al malato, con attività di mobilizzazione delle passiva, attiva, assistita delle articolazioni interessate dall'intervento, con l'aiuto anche di strumenti che mobilizzano passivamente le articolazioni, esercizi di rinforzo muscolare, training di ambulatorio con i bastoni canadesi piuttosto che con il girello o il deambulatore, a seconda della tipologia di paziente a cui è stata applicata la protesi. Numeri che sono seguiti qui ad Asiago. Allora, in un anno noi ricoveriamo circa 260 persone, non tutti ortopedici, alcuni anche neurologici che provengono dalla neurologia, dalla neurochirurgia. La maggior parte dei pazienti però sono sicuramente di provenienza ortopedica e in esiti di protesizzazione articolare. L'attività dei fisioterapisti non è solo legata alla presenza di degenti nel reparto e nell'ospedale, ma è anche dedicata ai pazienti ambulatoriali, ovvero sia quelli che
visti da noi in ambulatorio, visti dai colleghi ortopedici dopo interventi di spalla piuttosto che di gomito o di caviglia eccetera, non vengono ricoverati ma vengono seguiti appunto dal fisioterapista per tutto il percorso riabilitativo ad accesso quotidiano o a giorni alterni in regime ambulatoriale. Ecco, vogliamo ricordare, c'è una sorta di scrematura per le persone che poi vengono ricoverate qui ad Asiago. Sì, la scrematura viene fatta già in sede di reparto di ortopedia nel momento dell'intervento, nel senso che avendo 21 posti letto chiaramente non possiamo garantire un ricovero per tutti. La scrematura viene fatta in base alle problematiche associate che il paziente può presentare, quindi l'età, la comorbidità, la presenza anche di problematiche sociali piuttosto che di tipo patologia abitativa eccetera. Questa prima scrematura viene fatta dai colleghi di Bassano normalmente per quanto riguarda i pazienti che ci provengono da quell'ortopedia, in modo tale da poter ricevere quelli che effettivamente hanno bisogno di un'attività riabilitativa in regime di ricovero. In ogni caso, l'obiettivo è unico. Dobbiamo ridare ai nostri cari quello che meritano, quello che gli serve per affrontare la vita nel modo più corretto, perché l'intervento di protesizzazione dell'anca o del ginocchio ha come primo obiettivo di togliere la sintomatologia dolorosa e soprattutto migliorare la qualità della vita. Tutti quanti, a tutte le età, meritiamo un'ottima qualità della vita, giovani o anziani.